liberare le loro capacità e poi essere come questo pezzo di acciaio che mi hanno regalato, essere elastico per adattarmi alle esigenze, ma avere un punto di snervamento molto alto ed essere soprattutto duro, nel senso fermo nella mia determinazione e nella volontà di raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti. Però l'energia vera viene da loro, basta solo scatenarli, basta togliere loro i vincoli. No, togliere loro la morsa e lasciare i veneti lavorare, non chiedono altro. Il focus era l'economia e così è stato l'Ovadina di Spresiano, dove Roberto Vannacci ha radunato circa 200 fra simpatizzanti, sostenitori, curiosi, per buona parte imprenditori provenienti da tutto il nord-est, 500 euro il contributo minimo per cenare con il generale, sempre più proiettato alle politiche 2027, con lo scontro che si sta consumando in Parlamento sulla nuova legge elettorale, punto fermo per Futuro Nazionale il ritorno alle preferenze. La preferenza vuol dire ridare la sovranità al popolo. Se oggi abbiamo il 50% degli italiani che non vanno a votare è anche perché non possono scegliere chi è il proprio rappresentante. Ma Vannacci a Spresiano non pensa solo all'appuntamento nazionale, pronto a candidare un proprio sindaco in tutte le città chiamate al voto nei prossimi anni. Treviso e i capoluoghi veneti non fanno eccezione. L'ennesimo messaggio niente affatto velato ai vicini di casa, ma al momento avversari di fatto del centrodestra. Non è Futuro Nazionale a rinunciare al dialogo, ma sono altre entità che oggi continuano a dire che non siamo compatibili, che siamo noi a essere usciti, che non c'è la possibilità di discutere con noi. Per noi le porte rimangono sempre aperte. Vannacci quindi attende una mossa, meglio se a farla sarà la stessa Premier Meloni, lo spera anche il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, che ha detto addio a Fratelli d'Italia solo qualche settimana fa e che all'Ovadina ha fatto gli onori di casa. Io mi auguro che si trovi anche la quadra e che ci sia una destra unita al governo. Della Pietra, ad ogni buon conto, sembra sempre più vicino al generale, pur non sciogliendo le riserve. Gli ideali sicuramente sono molto più vicini a quello che è il mio perimetro e anche a quella che è la mia storia. Però insomma, non è che siamo qui a ufficializzare tessere o cose, io sono stato invitato, mi fa molto piacere di partecipare. Altro indizio, la canzone scelta da Della Pietra in un reel su Facebook dove annuncia la sua partecipazione a Focus. Generale dietro la collina, ci sta la notte, crucca e assassina. Da Spresiano intanto il generale tenta una via di dialogo con il nord-est, nel mirino l'attuale gestione dell'Europa. Da quando esiste questa Unione Europea, per come è stata pianificata e progettata, il PIL italiano non è più cresciuto. Anzi, sono cresciuti di più le altre nazioni che noi avevamo raggiunto nel frattempo. Dobbiamo cambiare questo concetto.